Bene, amici all'ascolto, immagini di beach volley, peraltro splendide, che contrastano in maniera drastica con il paesaggio che vi proponiamo ora dalla Bagnaia, dove è in corso il Criterium. La gara è stata interrotta per 5 o 6 minuti proprio per un acquazzone violento. Adesso è ripresa, in campo c'è Lucia Vizzini con Quintaro, una femmina di 9 anni di origine tedesca. Lucia Vizzini è nata nel luglio del 76 a Roma. Al comando Pietro Borgia, Indien du Perron, un totale di 69,31. Vi ricordo che è una categoria a tempo, una tabella C che prevede un aggravio di 4 secondi da aggiungere al tempo per ogni errore commesso sugli ostacoli. Ostacoli che sono 12, 15 i salti, 2 le combinazioni previste, una gabbia e una doppia gabbia. Parte conclusiva del percorso per Lucia Vizzini, che va ad affrontare l'Oxer su fosso. È ottimo il suo tempo, 73,60, e non ci sono errori. 73,60 per Lucia Vizzini, che dunque si inserisce in quarta posizione in perfetta parità con Gino Bettella e Rajon di San Patrignano. 73,60 per entrambi. Abbiamo avuto la comunicazione del ritiro di Stefano Magarò, dunque dovrebbe toccare a Gianluca Fortinelli. Gianluca Fortinelli che monta Lady di Villa Emilia. Ecco prontamente proposta la grafica corretta. Lady di Villa Emilia è una femmina di origine italiana di 12 anni. Gianluca Fortinelli, nato nell'agosto del 1981. Secondo posto per lui nel Criterium di Augusta nel 2008 con Sedia Van de Kroon. Intanto probabilmente un po' di fango negli occhi di questo cavaliere, che ne è stato disturbato, ha perso qualche istante prezioso, nulla di grave però, non sembra compromesso il suo percorso e non ci sono ancora errori. Ora le tavole, dopo l'opzione proposta dal direttore di campo al numero 8, ora la gabbia, bene anche sul verticale di uscita. Dopo questo binomio ne vedremo ancora 11 per la prima prova di questo Criterium. 78,37. 78,37 il totale per Gianluca Fortinelli, che non ha commesso errori sugli ostacoli ed è in settima posizione. Classifica: Borgia, Natrici, Bassan, Bettella, Vizzini, Bologni, Fortinelli, Franchi, Rosi, Sanfelice. Questi i primi 10. Adesso dovrebbe essere la volta di Marco Marangotto, che monta Locatelli, un cavallo intero di 12 anni di origine tedesca. Errore in apertura di tracciato al numero 2, ora la triplice. 1,40 per 1,70 le dimensioni della triplice. Doppia gabbia, uno dei momenti più delicati dell'intero tracciato. Errore sull'elemento d'uscita. Già 8 secondi di penalizzazione. Oxer, e poi l'opzione, scelta la via più impegnativa. Errore anche qui, le tavole. Gabbia.
Siamo a 12 secondi di penalità. Ultimo segmento del tracciato e ultimo salto. C'è errore anche sull'Oxer sul Fosso, dunque il totale per Marco Marangotto è di 92,19. 16 secondi di penalità, totale 92, con 4 errori sugli ostacoli, 16 secondi di penalità. Puntualmente il regista Roberto Gambuti ci ripropone uno dei 4 errori di Marco Marangotto e ora tocca a Lorenzo De Luca che monta Panam, una femmina di 9 anni di origine italiana. Sono già partiti. Nel 2009 Lorenzo De Luca ha già messo a segno diversi colpi, vincendo a Arezzo, a Modena, anche a Predazzo. In questa circostanza ha già commesso il suo primo errore, ma ha aggredito letteralmente il percorso. È importante mantenere una cadenza sollecita. Questa prima giornata il cronometro la fa da padrone. Al termine di questa prima categoria i totali dei vari concorrenti verranno trasformati in penalità. È un conto abbastanza complicato e comunque il migliore partirà da zero domani, quando è prevista la seconda prova. 69,06. 69,06 significa primo posto per Lorenzo De Luca e dunque è accaduto quello che vi avevamo anticipato nel collegamento precedente, che nonostante un errore sugli ostacoli il protagonista di questo errore sia in testa alla classifica. È stato veramente velocissimo, lo abbiamo visto anche a occhio. Lorenzo De Luca in testa con 69,06. Come? Adesso tocca a Massimo Tiengo che monta Ulade Meia Lua, cavallo di 12 anni di origine belga. Massimo Tiengo è di Torino, nato nel giugno del 1963. Siamo già oltre gli 80 secondi e il bottino sarà piuttosto alto perché ci sono stati diversi errori. 109 secondi 23, 24 addirittura 109 e 23. 109 e 23 è già un abisso rispetto ai migliori della classifica. Adesso Michele Facchin che monta Ulrich de Beaumont, castrone baio di 12 anni di origine belga. Michele Facchin, nato nel settembre del 1962. Quinto posto nel Criterium del 2003 ai Pratoni del Vivaro con Scarlet de Beaumont. 36esima posizione nel 2006 sempre nel Criterium ad Arezzo con Ulrich, il cavallo che monta in questa circostanza. Adesso sembra che la pioggia conceda una tregua
però non diciamo nulla perché abbiamo visto la bizzarria delle condizioni atmosferiche fin qui. A un certo punto sembrava addirittura che potesse arrivare il sole, e invece è arrivato un piccolo nubifragio che per fortuna è durato poco. Sospensione della gara, poi ripresa. Michele Facchin, Ulrich de Beaumont. Domani, vi ricordo, prenderà il via il campionato italiano assoluto di salto ostacoli, per la quarta volta ospitato dalla tenuta alla Bagnaia. Detentore del titolo Pier Giorgio Bucci, che in sella a Varetino si è imposto lo scorso anno in Sicilia ad Augusta. Negli anni 2000 i campioni sono stati Roberto Arioldi per 3 volte, poi Vincenzo Chimirri, Juan Carlos Garcia, Emilio Bicocchi, Mirko Casadei, Jerry Smith e appunto Pier Giorgio Bucci. 89-31 intanto per Michele Facchin. Magaro, quello recuperato. Prossimo concorrente è il numero 142 Santo Stefano Gianna, Stefano Magarò. Il concorrente che non era partito in precedenza, Stefano Magarò, si presenta ora in campo. Evidentemente in precedenza aveva avuto un problema in campo prova, magari la perdita di un ferro. Adesso è tutto pronto, dunque rimangono 44 i binomi iscritti a questo criterium. La possibilità anche per cavalieri illustri di far fare esperienza ai loro secondi o terzi cavalli, saltatori che non hanno ancora raggiunto la dimensione tecnica ideale. Tanto sono già 12 i secondi di penalizzazione per Stefano Magarò. Intanto il cavallo di Lorenzo De Luca, che è in testa alla classifica con 69,06, è Fortuna Forever, un destino nel nome, e anche un pizzico di fortuna era necessaria per ottenere un buon risultato in questa categoria avversata dal maltempo. Lorenzo De Luca, Fortuna Forever, 69,06, questo è il totale da battere. Ultimo ostacolo intanto per Stefano Magarò, che conclude in 116,07. Sono 20 secondi di penalità, 116 secondi e 07 il totale per Stefano Magarò e Santo Stefano Gianna. 6 binomi prima della conclusione di questa categoria. Ora tocca a Denis Bressanelli, che monta Shadow Terput, cavallo belga di 14 anni, castrone Sauro. Dopo Bressanelli vedremo Ripamonti, Grassi, Beatrice Patrese, Cristofoletti, Del Campo, Mossa. Miglior risultato per Denis Bressanelli nel 2005, una vittoria nel Master dei cavalli italiani di 5 anni a Verona, con entusiasmo anche nel circuito d'eccellenza per i 5 anni, un sesto posto nel 2005 ad Arezzo. In questo 2009 una vittoria in una categoria mista a Cervia con Valcour. Ha già commesso il suo errore però Bressanelli, che va ad affrontare l'ultimo largo, l'Oxer su Fosso.
Ostacolo insidioso anche perché arriva al termine di un percorso comunque impegnativo. Sono 8 i secondi di penalità. 87 e 89 il suo totale, 8 per i 2 errori commessi. 87 e 89. Adesso col numero 151 di testiera Daphnel, una femmina dal mantello Sauro di 10 anni, montata da Giuseppe Ripamonti. Nel criterium di Augusta lo scorso anno, 13° posto proprio con questa saltatrice. Esce indenne dalla doppia gabbia, molto bene fin qui. E sembra anche abbastanza veloce. Forse il cavaliere si è accorto di aver un pochino esagerato nel primo segmento, ha rallentato, c'è l'errore, poi l'opzione per arrivare alle tavole. Ora la gabbia, errore sull'elemento d'ingresso, bene in uscita. 8 secondi la sua penalità fino a questo momento, ancora 2 ostacoli da superare e siamo intorno ai 78 secondi. 82,58, 90,58 il totale per Giuseppe Ripamonti. 90,58. Al comando Lorenzo De Luca, Fortuna Forever, in seconda posizione Pietro Borgia, Indien du Perron, in terza posizione Carolina Natrici con Puissance. Adesso Gabriele Grassi che monta Dream Z, un baio di origine svizzera di 12 anni. Gabriele Grassi, classe 1978, è nato il 19 di novembre. Ha disputato diversi criteria, Gorla Minore, Pratoni del Vivaro, Augusta, 5° posto lo scorso anno, dunque un altro cavaliere da tenere in giusta considerazione. Il totale è di 4 secondi di penalità per Dream Z, per i ragazzi, il tempo finale per loro è 81 secondi e 71. 81,71. 81,71, non riesce a inserirsi nelle zone alte della classifica. Adesso tocca a Beatrice Patrese con Milship di Bordas, cavallo di origine francese di 9 anni, che dimostra tutta la propria esuberanza scalciando e mettendo in difficoltà la giovane amazzone veneta, che è figlia di Riccardo Patrese, grande campione di Formula 1, anch'egli appassionato di salto ostacoli. Sembra che Milship di Bordas, dopo l'esuberanza iniziale, abbia trovato la giusta rotta di crociera ed ora sta saltando piuttosto bene.
Beatrice Patrese, che nelle ultime stagioni ha accumulato un bagaglio importante di esperienze, cimentandosi anche in diverse occasioni al cospetto dei migliori cavalieri internazionali. Ora va ad affrontare le tavole. Ancora netto il percorso di Beatrice Patrese, che affronta l'ultimo ostacolo bene anche sull'Oxer su Fosso, però era un po' lenta. 88 e 16, 88 e 16 per lei. La soddisfazione di non aver commesso errori, però c'è stata qualche esitazione nella parte iniziale del tracciato, dunque paga dazio l'Amazzone con un tempo piuttosto alto, 88 e 16. Vi ricordo che in testa il migliore ha conseguito un tempo di 69 e 06 ed è al comando della classifica Lorenzo De Luca, nonostante l'errore commesso davanti ad altri che hanno portato a casa il netto. È importante andare forte, certamente conta essere precisi sugli ostacoli, però la velocità di base è fondamentale in questa categoria tempo tabella C. Roberto Cristofoletti monta Bukowskis Cool On, un baio di origine svedese di 14 anni. Molto noto Roberto Cristofoletti, nato nel novembre del 1979, per lui grande esperienza e già 2 volte sul podio dei campionati nazionali, un terzo posto ai Pratoni nel 2003 con Lohengrin di Villa Emilia, sempre con lo stesso cavallo e sempre ai Pratoni, medaglia d'argento nel 2004. Ha già commesso il suo primo errore con Bukowski, però va incontro alla parte conclusiva del tracciato. Dopo quella sfuriata, il temporale si è fatto da parte, dunque la gara è ripresa regolarmente. 8 penalità, 8 secondi di penalizzazione per Cristofoletti, che si inserisce in quarta posizione con 73 e 03. 73 e 03 nonostante 2 errori sugli ostacoli, dunque ha letteralmente volato Roberto Cristofoletti in sella a Bukowski, ha preso i suoi rischi e naturalmente chi affronta gli ostacoli, soprattutto su un terreno abbastanza insidioso come questo, ha una velocità molto elevata, va incontro a sgradite sorprese. 2 errori per Roberto Cristofoletti, che comunque conclude la giornata, o perlomeno attualmente è in quarta posizione alle spalle di De Luca, Borgia e Natrici. Vania del Campo con Ludo. Vania del Campo monta questo baio di origine olandese di 16 anni. Lei è nata nel 74. Nel 2006 nel Criterium di Arezzo, proprio con Ludo, quarto posto. Penultimo binomio in campo. Gabbia al numero 10. Ha già commesso un errore Vania del Campo. La attendono gli ultimi 2 salti. Ultimo largo. 82-27 più 4, 86 e 27 per Vania del Campo e Ludo. 86 e 27. E adesso con precisione certosina l'ingresso dell'ultimo binomio, quello composto da Giuseppe Mossa e Mirzadu Ronseré. Giuseppe Mossa monta questo cavallo di 9 anni di origine francese. Nel 2009 Mossa non ha ancora ottenuto risultati di un certo rilievo.
chiude questa giornata inaugurale del meeting della Bagnaia, che ha come fiore all'occhiello un'edizione sulla carta molto bella, incerta, dei campionati italiani assoluti di salto ostacoli. La giornata di oggi dedicata alla prima prova del Criterium. Per ora al comando Lorenzo De Luca con Fortuna Forever, tempo da battere 69,06. Può riuscire nell'impresa soltanto Giuseppe Mossa. Che però va a commettere il suo primo errore. Opzione, quasi tutti i concorrenti hanno scelto l'ostacolo 8 sulla loro destra, monocolore, un po' più impegnativo, superata anche l'insidia delle tavole, poi la gabbia, girata a mano destra per affrontare gli ultimi due salti, però siamo già a 85 secondi, dunque il vincitore di questa categoria d'apertura del Criterium è Lorenzo De Luca in sella Fortuna Forever. Completa il suo percorso Giuseppe Mossa, 104,18 il suo totale. Si conclude qui la gara, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione, li utilizziamo per dare un'occhiata alla classifica. Vince questa categoria tempo tabella C Lorenzo De Luca, Fortuna Forever, 69,06. Seconda posizione Pietro Borgia, Indien du Perron, 69,31. Al terzo posto Carolina Natrici, Puissance, 70,77. Al quarto posto Bukowski Colon, montato da Roberto Cristofoletti, 73,03. In quinta posizione Andrea Bassan, Leopold Duplessis, 73,43. Poi Gino Bettella, Lucia Vizzini, Arnaldo Bologni, Gianluca Fortinelli, Andrea Franchi, e questi sono i primi 10. Abbiamo anche la possibilità di tradurre in penalità quanto esibito dai vari binomi. A 0 il migliore Lorenzo De Luca con Fortuna Forever, poi con 0,13 Pietro Borgia, con 0,86 Carolina Natrici, dunque molto ravvicinati i primi della classifica, che domani continueranno ad affrontarsi nella seconda prova, un test di precisione su due percorsi. La finale di questo Criterium è prevista per sabato, giornata che avrà anche un altro evento molto atteso, il Memorial Guido Dominici, per ricordare un fantastico cavaliere prematuramente scomparso. Si tratta di una categoria derby, mentre vi ricordo anche che domani comincerà il campionato italiano assoluto. Per noi l'appuntamento è alle ore 15, sempre su Rai Sport Più. Seguiremo la fase conclusiva della prima prova del campionato italiano assoluto, che promette spettacolo, e speriamo che il tempo sia più clemente. Siamo proprio in chiusura di collegamento. Ringrazio gli organizzatori per essere riusciti a restare nei tempi previsti nonostante la sospensione per l'acquazzone che abbiamo ampiamente documentato. Ringrazio l'esterna 1 di Bologna, il regista Roberto Gambuti, e restituisco la linea allo studio a tutti la più cordiale buonasera dalla Bagnaia.